Bella ragazzi, siamo dal vivo, mi sentite bene? Prova. Fatemi sapere come sentite ragazzi, così iniziamo questa partita contro il computer. Datemi dei feedback ragazzi, ciao a tutti. Ok. Ok, credo che si senta bene, spero che si senta bene. Qui metto la nostra chat, così riesco a vedervi e a leggervi soprattutto. Ok ragazzi, io mi siedo nella mia poltrona nuova. Oh, si vede bene? Spero di sì. Ok ragazzi, oggi giochiamo contro... Aspetta che andiamo un po' più di luminosità al tutto. Vediamo sto qui. Ecco, se si dovrebbe vedere un pochino di più. Ok, si sente ovattato. Va bene ragazzi. No ragazzi, non giro la scacchiera perché giochiamo coi neri. Vi piacerebbe giocare coi bianchi, ma giochiamo coi neri e Stockfish ha appena giocato D4. Come rispondiamo noi? Fatemi sapere che io poi inserisco la mossa all'interno del computer. Ok, D5 e D5 sia. Ok, sì, ci gioca questa mossa abbastanza strana, che è questa qui. Ma se riesco a ruotare la scacchiera, no, non riesco. Da qua. Vabbè. Cavallo C3, ragazzi. Andiamo di difesa 300. No, facciamo una cosa seria. Aspetta, tolgo da qui, se no dà fastidio alla visuale. F6 addirittura, E6, cavallo F6. Cavallo F6 secondo me è molto buona. Molto buona. C6 qualcuno dice in modo cattivo. Cavallo F6, aggiudicata ragazzi, aggiudicata cavallo F6. E lui ci gioca cavallo F3. Vuole giocare una partita dei 4 cavalli con l'apertura di donna. Ma va bene, no problem. E mo? Come ce la caviamo? Cavallo C6 non è no buona, ragazzi, no buona. C6, alfiere G4, cavallo C6, cavallo C6 non lo so. Alfiere G4, alfiere G4 non mi dispiace. Mi piace più come suggerisce Lorenzo Gorgoni, alfiere F5. Alfiere F5 non è male, Antonio anche, Speed, Trust, alfiere G4. Ok ragazzi, scegliamo fra alfiere G4 e alfiere F5, fra queste due mosse qui. F5, F5, ok dai ragazzi, avete detto un sacco di voi alfiere F5, quindi vada per alfiere F5. Bam! Alfiere F5 fatto. Yes. Ok, il tizio qui, l'osco, ha giocato cavallo in H4. Ha giocato cavallo in H4. E adesso è un problema perché ci minaccia l'alfiere. E cosa facciamo? Dove andiamo?
Sacrificio su C7, su C2 volevi dire? Alfiere G4, qualcuno propone. E6, wow, coraggiosa. Coraggioso E6. E6, E6, carina E6, anche G6, pedone 6, alfiere G6, sì, anch'io preferisco alfiere G6, però adesso vediamo un attimino che cosa dite voi, G6, G6, cioè nel senso è molto aggressiva come variante, però, Dio, non lo so se la giocherei, Tenete conto che se giochiamo o questa, lui ci cattura l'alfiere e male sicuramente non sta. Stavo vedendo la possibilità di giocare donna di 7. Dopo il cambio abbiamo la donna qui che non sarebbe assolutamente male e a seguito dell'arrocco corto del bianco la donna sarebbe già nei paraggi. Anche donna di 7 io onestamente non è male, non è male, però dovete dirmi voi. Alfiere 6, qui però blocchi il pedone in E. Alfiere G7 non è possibile ora. Ragazzi, scegliamo, se no non ce la si fa più. Io direi di scegliere fra due essenzialmente. Alfiere G6, addio, ci sarebbe anche questa, alfiere G4 e donna di 7. Queste tre mosse qui, donna di 7, alfiere G4 o alfiere G6. Scegliamo fra queste tre, così. A difesa 300 purtroppo andava fatta prima, ormai è troppo tardi. Donna di 7. Wow, quante donna di 7? Donna di 7, aggiudicata ragazzi. Aggiudicata. Perdiamo un alfiere, però va bene, dai. Lui perde il cavallo dell'arrocco, quindi va buono, va buono. Az. Az. Alfiere F4. Lui vuole un bel doppio di pedone qui, lo vuole. Ok, sì, c'è la solita manovra tac, tac. So che se viene qui col cavallo, catturiamo con la donna, perdiamo l'alfiere pulito, il cavallo qui è fastidioso, sì, possiamo giocare 6, però donna qui, vediamo un po' cosa succede. 400 scacchisti collegati alle 3 di pomeriggio del venerdì, nel weekend. C6 state dicendo? Sai, non mi dispiace l'idea di un arrocco lungo. Questo pedone C6 mi rovinerebbe i piani. Però bisogna vedere. Attualmente più sicuro è sicuramente un arrocco corto. Qualcuno dice alfiere G6. Cavallo in A6, alfiere G6, cavallo in G4, cavallo in A6, no ragazzi, purtroppo non si può fare.
gioca a 3 e il cavallo non va più da nessuna parte. Ecco, piuttosto che il cavallo a 6, si può giocare a 6, ma è un po'... non lo so. A 6 si può giocare, Però calcoliamo cosa succede. Cavallo qui. Catturo. Ci cattura l'alfiere. Cattura su B2. Torre B1. Donna C3 scacco. Donna ritirata d'alfiere probabilmente. No, su ritirata d'alfiere perde questo. Donna di 2, cambio di donne, cambio, e abbiamo praticamente una buona posizione con questo punto B7 che è da proteggere. Questo cavallo lo scacceremo poi con E6. In realtà questa minaccia qui non fa paura, perché nell'analisi approfondita abbiamo visto che questa qui subito ci dà un vantaggio, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa. Cavallo B5, cattura, c'è anche E4, dopo cavallo B5, donna, c'è anche questa che è molto carina, minaccia la donna, ci minaccia doppiamente l'alfiere, donna qua, tac, scacco. Vabbè, comunque penso che sia buona per il nero questa. Penso che sia buona per il nero, quindi non è un problema. Pedone G5, un gambetto per C5. Ah, carina C5. 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 Sì, attenzione che C5, C5, carina, molto carina. Molto aggressiva anche. Dobbiamo fare attenzione, sì, non è male. Cavallo H5, cioè mettiamo i cavalli che si guardano e gli alfieri che si guardano. Ok. Cavallo C6. Alfiere G6, la colonna libera. Sai che colonne libere non ne vedo? Non penso che esistano colonne libere. Pedone G6, cavallo C6 E6, che casino ragazzi. Ah ragazzi, che casino, bisogna decidere. E vabbè ragazzi, e allora visto che non riusciamo ad arrivare a un punto, vediamo un po' che cosa giocare. H6, cavallo in H5, C5, carina, cavallo in E4, cavallo in E4, cambio, Pedone G5 qualcuno, così, completamente gratuito. Cavallo in E4, pedone in G5. A6. Qualcuno dice H6 per sostenere il G5. Il problema è che il doppio non ci sarà mai perché c'è prima il cambio e poi all'alfiere libero. Anzi, semplicemente se adesso lui ci cambia subito questo alfiere, andiamo qui, perdiamo questo pedone, quindi adesso c'è in effetti una minaccia, quindi c'è una minaccia di perdere questo pedone.
Dunque dobbiamo correre ai ripari, dobbiamo correre ai ripari. E6, G6. Possiamo fare un alfiere G6. Alfiere G6. A meno che non giochiamo C6, Faffambagno, e poi cerchiamo di progettare la spinta in E5 e abbiamo la famosa struttura di pedoni Carlsbad e qui si gioca bene tranquillamente. C6 potrebbe essere l'unica cosa che, avendo messo la donna su questa casa bianca, non abbiamo la possibilità di questi giochi con la donna, quindi C6 anche qui è un po' passiva onestamente. O se no la semplice pedone a 6, onestamente anche questa mi piace. Potremmo giocarla, ragazzi. Se vi piace a 6 la giochiamo. Cambio, E4, cambio. E4, ok, cambio, c'è l'alfiere sotto. Sì, dai, a 6 si può giocare, ragazzi. Ditemi se vi piace a 6 che la giochiamo. C5 la giochiamo dopo. C5, Giovanni, C5 la giochiamo dopo che è molto, molto cattiva. Bella anche C5. C5 toglie anche il problema qui. C5 è molto carina. C5. Beh, C5 è bella, C5 è bella. A6 o C5. È molto aggressiva. Molto aggressiva. Però è carina anche C5. A6 però è sicura. A6 è sicura, ci togliamo anche le future inchiodature con l'alfiere qui, il cavallo C6, ma direi A6 è più prudente, ragazzi. Vaffanbagno. A6, aggiudicato. Ci ha catturato l'alfiere e chiaramente cattura di donna. G3 vuole sviluppare l'alfiere in fianchetto andando a fare pressione su questo pedone e probabilmente sì, no, non ce la fa. Ok, ha difeso chiaramente anche il proprio alfiere che era sotto attacco. Sì, possiamo giocare le 6 come suggerisce Samuele Soprani, Matteo anche. E 6. 6, G5, aggressiva G5, bella, bella. Potremmo giocare anche G5, G4. G5, l'alfiere si deve spostare, presumo, non so dove lo sposterà. Una roba così, strana così. Qui si può pensare anche questa è veramente forte. H3. Così comunque indebolirebbe l'arrocco, non lo so. G5 è carina, G5 è molto carina, molto aggressiva. Ragazzi, stiamo giocando contro un computer comunque, non so se ve lo vorrei ricordare che ne sa un pochettino più di noi. Cavallo E4 suggeriscono dalla regia, cavallo G4.
Ah, esatto, è vero, ragazzi, che scemi. C'è il punto C7, c'è il punto C7 sotto, non si possono fare tutte queste cose qui. Sì, sì, esatto, c'è il punto C7. Bisognerebbe giocare forse subito C5. Cavallo in A4. Qui c'è un bel buco, eh. Qui c'è un bel buco dopo C5. C'è un bel buco. Cavallo C6. Vabbè, non è male. Non è male. Non è male. Si potrebbe giocare anche C5 subito, per togliere questo pedone da qui. Cattura. C5, B5. No, B5 non si può giocare, ragazzi. Abbiamo le case, non abbiamo più l'alfiere Campochiaro, B5 purtroppo non è troppo rischiosa. C5. Eh sì, sta dicendo che c'è questo. Vabbè sì, si cattura di donna. Per ora si cattura di donna, però sì, c'è anche assolutamente questa possibilità. Infatti dopo C5 e 6 siamo al sicuro da questa possibilità, quindi direi che C5 è la mossa migliore in questa posizione. Andiamo ragazzi. Senza paura, la regola degli scacchi è senza paura. H4. H4. Ok. Alfiere H3. Alfiere H3 e praticamente, non dico che abbiamo perso la donna, ma quasi, Ah, che roba strana, che roba strana. Cavallo C6, E6. E6. Questa è brutta, ragazzi, questa è brutta. È proprio brutta. Perché ci costringe praticamente a mettere la donna in G6 e dopo questa c'è questa, ok, E6. Mamma mia, non è bellissima, però è giocabile, Non è la più bella che abbia mai visto. H5. Boh, vediamo un po' che succede, ragazzi.
Allora, vediamo un po' cosa si può giocare. Donna di 7. Donna di 7. Ah, una mossa così di ritirata, dici così poi ti copri con E6 e siamo tutti felici e contenti. Non lo so se basta, Pedone G6, peggio che peggio, pedone G6. Donna C8, cavallo C6. Cavallo G4, pedone H5. Ah, pedone H5 per sostenere il cavallo qui, F3, F3, no. Sì, si potrebbe fare anche, come dice Tommaso, E6 e vaffanbagno. Sembra anche la più solida, E6. È vero che E6 blocca la donna, però cacchio, una mossa di ritirata come questa o questa mi sembra una perdita di tempo incredibile. Anche perché dopo, per esempio, questa, questa è sempre questo pedone inchiodato. Possono esserci sacrifici su questa diagonale, la donna non ha nulla. Si potrebbe preparare per cambiare un po' di pezzi. Non è male così, non è male. Sicuramente è meglio che avere la donna qui, perché qui, finché questo alfiere qua, è un casino. Finché questo alfiere qui è un casino. Ditemi voi ragazzi, ditemi voi. E 6 mi dite? Donna di 7. B5. Cavallo E6, cavallo di 7. Ah. Cavallo E4. Cavallo E4. Alfiere. Donna in F6. Cattura di pedone. Alfiere G2. Paura che crolli poi il pedone qui da solo, Allora, raga, facciamo. Vedo che siamo tutti d'accordo. Pedone 6 oppure che qui perdiamo, qui la perdiamo. Pedone 6, qui perdiamo la donna. Cioè, io me lo sento che qui trova il modo per fregarci. Vabbè, a parte che se giochiamo poi
H5, vabbè dai, pedone 6, aggiudicato. Mamma mia, che diagonale bellissima che ha l'amico Fritz. Pedone 6, pedone 6. Ha giocato tutt'altro a 3. Ok, va benissimo, a 3. Ok, ci ha dato un po' di fiato, ragazzi. Un bel cavallo C6. Un bel cavallo C6 lo obbliga a prendere una decisione su questo punto. Cavallo C6, cattura, liberiamo l'alfiere e onestamente ce la si gioca bene. Cavallo C6, secondo me, in questo momento mi sembra essere la migliore. Cavallo C6, cavallo C6, C4, dice qualcuno. Cavallo C6, cavallo C6, cavallo C6, vai. Andiamo di cavallo C6. Cavallo C6. Aspetta, vediamo se non c'è qualche roba che non abbiamo visto. Cavallo C6. Prendiamo questa qui. E poi questa qui. E poi questa qui. E poi... Poi questa qui. E poi questa qui. Mamma mia, non è carina per nulla, ragazzi. La situation non è carina per nulla. Non è carina per nulla. Vediamo un po' che fare. Cattura in D4. Per esempio, la cattura in D4 non è male, eh? Così almeno poi abbiamo un tempo gratuito per sviluppare il cavallo, anche se gli attiviamo la donna gratis, perché la donna ora non fa nulla. Su D4 gliela attiviamo un po' gratuitamente. Gli attiviamo la donna gratis in cambio di uno sviluppo di tempo del cavallo. Cavallo C6. In realtà sto vedendo la donna non ha molte case, qui non può andare che c'è il pedone, qui c'è il nostro alfiere, qui inchioda il cavallo, però non può supportare gli attacchi sul cavallo. Quindi sto rivalutando la presa di pedone. Non è male, non è male.
Ragazzi, siamo arrivati a 500 scacchisti per battere Stockfish e 4. Come facciamo a giocare 4, ragazzi? C4 dite. C4 dite. Non lo so. Non lo so. Sicuramente entro domani. Non è facile decidersi, amico Francesco. Cavallo H5, non so. Cavallo H5, alfiere H3, donna F6, alfiere E5, cavallo H5. Questo. Questa. Poi sei costretto a andare in D8? No, secondo me è troppo passiva. Com'era qua la storia? Era così. Cavallo C6, ma sì, anche cavallo C6 onestamente va bene, voglio cavallo C6. Me ne assumo io le responsabilità, ragazzi, me ne assumo io le responsabilità di cavallo C6. Fatta. E3. Ok. E3, oltre che a sorreggere questo pedone, la donna sostiene il punto H5 che, come dicevo, può sostenere in futuro la spinta di questo pedone. C'è questa che è molto, 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 molto aggressiva. Ma molto aggressiva. Vediamo un po' come giocarcela. Cavallo E4, cavallo E4 è buona, c'è un bel buco, si può sfruttare mica male. Si può sfruttare mica male, non è male. Non è male. Cavallo in E4, alfiere in H3, donna che rimane sulla diagonale. Vediamo cosa succede su H5, donna F6, cattura, cattura. Non lo so, non lo so, non lo so. C'era questo qua. Pedone per D4. H5 suggerisce Vex. H5, H5, H5. Cavallo N4. G6. No, G6 no, ragazzi. Cattura. E se giocassimo
Se giocassimo questa e 5, minacciamo quell'alfiere del Kaiser, alfiere H3, donna in H5, guadagna il pedone così. Così guadagna il pedone. Così guadagna il pedone. Allora ragazzi, questo suo alfiere qui non vale, cioè vale perché c'è una buona diagonale, però è il suo alfiere più debole, quindi dobbiamo cercare di, se possibile, di non cambiarlo per il nostro cavallo. Pedone cattura D4, cavallo G4, Luca Di Martino dice la veggo buia. Allora ragazzi, che si gioca? Su donna G4, alfiere 2. Alfiere 7 anche, sì, come dice Alec, alfiere 7 e buonanotte. Forse H5 va fatta però. H5 va fatta per controllare di più la casa G4. Forse H5 va fatta, H5 va fatta. H5 secondo me va fatta, perché avete visto il casino che succede dopo che lui spinge anche questo pedone, quindi H5 credo che, ahimè, sia una mossa da fare. Cavallo H5, donna H5, cavallo D4 e poi E4, C4, ma Rocco Lungo non so se è molto sicuro il re, soprattutto perché dopo la Rocco Lungo il re qui, alfiere qui, sono sulla stessa diagonale. Dopo H5 segue alfiere 3, H3. Alfiere 7, cavallo G4, C4 per impedire questa. Alfiere bianco non impedisce l'arrocco.
No, no. Ma io penso che, ragazzi, sul cambio di donna lui semplicemente gioca questa. Che ritorniamo qua. Alfiere di 6, wow, alfiere di 6 è coraggiosa. Alfiere 7, se no, vaffanbagno, Rocco. Però no, secondo me H5 va fatta, perché adesso lui penso che ci possa travolgere quando vuole. Ah no, H5 c'è alfiere, sì, c'è alfiere di 3, è vero. Alfiere di 3, donna G4, F3 e buonanotte. H5 toglie, sì, toglie questa casa qui. Toglie questa casa qui. Eh sì, c'è questa che è una bella minaccia. È una bella minaccia, mica male. C4 e poi B5. Tac, tac. Sì, sembra buona, ragazzi. Sembra buona. Si gioca? Si gioca. Non l'avrei mai giocata io, però vi sto ad ascoltare. C4. Alfiere G2. C grazie da questo attacco. Alfiere G2. Adesso sicuramente preparerà questa spinta qua. Mo. Emo. 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 Siamo a corto di spazio, ragazzi, siamo veramente a corto di spazio. Abbiamo spazio sull'ala di donna, ma onestamente non ce ne facciamo nulla. Cavallo N4, sempre viene suggerita. Alfiere 7, adesso vediamo alfiere 7. Pedone 5, no, pedone 5 lasciamo debole questo, ragazzi. Cavallo G4 con lo scopo di alfiere 7, arrocco corto. Alfiere 7, spinta di pedone, cattura, 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 non può spingerla subito, deve prepararla con donna E2, cavallo in E4. Mamma mia che brutta, che brutta! Donna in E2. È brutta, è brutta. Alfiere 7, il problema è quello che viene dopo. Alfiere 7, donna E2.
su E4. Boh, giochiamocela così, giochiamo così. Alfiere 7, dai, ce la giochiamo così ragazzi, alfiere 7, vediamo un po' che succede. Torre di 8 secondo me c'è tutto il tempo per farla. Torre di 8. Torre di 8. Alfiere 7, donna e 2. Torre di 8, spinta. Donna si sposta, cattura, cattura, Ah no, c'è questo. C'è questo. Sì, potrebbe essere... A meno che non giochi questa, se proprio... Sei un pazzo se giochi questa, dai, non puoi giocare questa, così poi spingi ancora meglio qua. Boh, torre di 8, ragazzi, vi piace? Torre di 8? Tutti torre di 8. E allora giochiamo. Con questa C4 c'è un po' limitato. Qualcuno propone un sacrificio di pedone per un po' di spazio in cambio. Forse no, è troppo, troppo. Cade questo inevitabilmente. Torre di 8. Torre di 8. Torre di 8, vediamo cosa dice qui l'amico su torre di 8. Alfiere H3. Qui su questa gioca questa. Quindi andrei subito in G6. Donna G6, ragazzi? Direi di sì. Direi che donna G6. Ragazzi, abbiamo sotto la donna. Abbiamo sotto la donna. Donna G6. Cavallo in E2. Questa non l'ho capita. Cavallo in E2 con lo scopo di... Qual è il tuo scopo, caro cavallo? Sarà mica di fare questa e poi questa? Se così fosse, sei un farabutto. Se così fosse, sei un farabutto. Dunque, visto che la nostra donna è sempre più nei casini,
dobbiamo in qualche modo salvarci. Donna E4, dice Lorenzo, sembra molto buona, donna E4. Sembra molto, ma molto buona. Moltissimo buona sembra. Donna E4 è bella. Donna E4. Donna E4. Tanto si minaccia anche la torre, quindi... Donna E4. Torre F1 e si minaccia questa. Donna E4. Torre in F1. Sì, ho il Rocco, esatto. Donna E4 al Rocco. A meno che non ci prendiamo questo, perché donna E4 al Rocco, donna F3. Donna F3 alfiere G2. Siamo lì, alfiere G2. Donna in H5. Donna E4. Torre in F1. Donna in F3. Mentre si arrocca, fiere in G2, donna in H5, questo cavallo veramente inutile. Non è male, ragazzi, secondo me non è male per la donna prendere questa diagonale, soprattutto perché c'è questo cavallo. Quindi, sai che la giochiamo? Mi piace, mi piace. Poi non è che abbiamo tante altre alternative, quindi donna E4 mi piace, ragazzi. Donna E4. Qualcuno dice F3. C'è F3 subito. Ah, non credo sia un problema. Proviamo. Donna E4. Arrocco corto. E ora donna F3. Siete d'accordo con me, ragazzi, con donna F3? Che se non facciamo donna F3 è la fine. Ok, vai, donna F3. Aspettate. Se fa questa... Ah, perde l'alfiere. Perde l'alfiere, se la prepara, si fa così, e poi così. Così, con lo scopo di giocare G4, e noi ci piazziamo questa. Va bene, dai, sembra che non ci sia nulla di male. Sembra che non ci sia nulla di male. Tu dove cacchio sei? Sei qua. E tu sei qua. Noi siamo qua, donna F3. Alfiere G2 è stata giocata e adesso io andrei in H5. Fatemi sapere se volete andare tutti in H5, se qualcuno vuole andare in G4. H5, G4, H5. G4. No, penso che G4 gli regali un tempo gratis con F3.
quindi H5 penso sia migliore. Torre B1 con l'idea di andare a spingere. Raga, arrocchiamo alfiere di 6. A parte che sto alfiere del cavolo, non è che il suo alfiere sia troppo forte, eh. E se preparassimo un H6 G5, alfiere C7, torre C8, torre D7, alfiere B6, forte. Forte, questa manovra è forte. Questa manovra è forte. E se facciamo alfiere D6, cambiamo i pezzi. Io sì direi, ragazzi, forse in questa posizione cambiare i pezzi direi che cosa buona e giusta. Almeno liberiamo... Ah, senza questo alfiere le case scure diventano libere. Abbiamo un po' più di respiro. Quindi alfiere di 6 direi che è da fare. Poi sì, abbiamo una torre in D6 che non serve praticamente a nulla. Però intanto va fatta. Va fatta, ragazzi. Non ce n'è. Pedone in 5, alfiere in 7, così non c'è più alfiere. Lo so, ragazzi. Su alfiere di 16, alfiere G5. Beh, a quel punto, sai che a quel punto se noi facciamo questa e lui fa questa, io potrei giocare proprio tranquillamente. Potrei giocare tranquillamente H6. Se mi cattura qui, facciamo così e inizio a attaccare un pochettino con le torri. Il re rimane al centro, andrà in E7 e si farà una cosa di questo tipo. Si farà una cosa di questo tipo perché non vedo altre cose interessanti. E tu sei così la posizione? No, è così, è così. Quindi alfiere di 6, ragazzi, me la promuovete? O H6, prima H6. Vi piace prima H6? Vi piace prima H6? Beh, in effetti prima H6, alfiere di 6, di 6 è meglio. Sì, H6 permette questo. Sì. 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 Sì, ragazzi, dobbiamo assolutamente impedire questa. Questa, l'alfiere si mette proprio bene. Controlla il nostro cavallo da qui. Da qui controlla il cavallo, la torre. Alfiere di 6, voglio... B3, vuole aprire la colonna, attenzione, vuole aprire la colonna, non l'abbiamo valutata o vellutata, dipende. Vabbè, semplicemente possiamo cambiare l'alfiere in primis, in secondo catturiamo, se cattura di torre attacca su B7, la torre va in D7 e tiene la posizione. E poi arrocchiamo, e poi per una buona volta arrocchiamo. Cambiamo, vai, alleggeriamo ragazzi, cambio, vediamo se c'è qualcosa che sono perso, cambio.
Qualcuno consiglia qui. Qualcuno dice questo pedoncino qui. Non so se è meglio il pedoncino o togliere quel cavolo di alfiere da lì. Fatemi vedere. Eh sì, con questa, c'è questa, e poi si prende qui. Vabbè, cambio di donne. E abbiamo noi l'iniziativa. Cattura. Qui sarebbe meglio catturare così, ma sarà così. Alfiere di 7. E secondo me raddoppio di torri. B5 a 4. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. E mo' il problema è rimettere i pezzi come stavano prima. Allora, fatemi ragionare. Qui c'era un alfiere, qui c'era un alfiere, qui c'era un cavallo, qui la donna era sempre stata qua e la nostra è, dov'è? Qua. E questa è qua. Qui c'è un pedone in più, che è questo, giusto? Qui in alfiere, ok. Era così la posizione. Il punto D5. Il punto D5 per ora è abbastanza tenuto. Vediamo. È un bel casino, un bel casino. Ma se intanto io catturo. Tieni conto che comunque lui per ora non può, dopo alfiere, dopo torre di 7, lui non può fare questa, altrimenti gli cade il cavallo. Quindi questa è per noi cosa buona e giusta. Quindi in teoria, qualcuno dice cavallo a 5, caruccia, cattura, questa è qua, scusate. Perdiamo questo, perdiamo quel punto lì, perdiamo B5. Quindi mi sa che bisogna catturare qua. Catturiamo ragazzi? Cavallo N4, prima cambia, lui cambia l'alfiere, mangia in B5. Cattura. Ah già, che dobbiamo cambiare altrimenti
altrimenti torre di 7 non serve a niente perché giustamente quindi se catturiamo prima l'alfiere, cavallo si toglie da qui, cambiamo le donne, tu vai qua, io ti catturo qua, tu mi catturi qua, cavallo A5 e per il momento, solo per il momento, ci siamo. Ok. E su questa. Mamma mia, che difesona! Facciamo questa, ragazzi. Ho deciso. Tu dove eri? Eri probabilmente, fai vedere al computer qua, tu eri qua. Tu eri qua. Mi avanzano due pezzi, l'alfiere era qua e questo pedone era qua. Ok, catturiamo l'alfiere, giusto? Catturiamo l'alfiere. Sto pensando, cattura l'alfiere. Vabbè, catturiamolo, va. Cavallo per, raga, qui, ma proprio si cambia senza neanche dovervelo chiedere. Ok. Siamo senza alfieri, però adesso va in atto il piano che avevamo detto prima. Cattura qui, cattura lì, cavallo a 5. Giusto? Tac. Cavallo a 5. E se fa... non è un problema questo. Questa, abbiamo detto... Vabbè, intanto si cattura, poi ci si pensa. Intanto qui si cattura. Spingere in C3? Oh, interessante. Dopo questa... No, non possiamo spingere. Ok, catturiamo. B5, aspetta che ho letto un B5. No, ragazzi, se entra qui con la torre, no. Catturiamo. Torre qui. E ora, cavallo in A5. O prima torre di 7, però è una mossa inutile. Cavallo a 5, minacciamo la torre, controlliamo il pedone e adesso è costretto a fare torre C3. Torre C3, con l'idea di entrare in C7 e di fare anche questa. Possiamo giocare tranquillamente proprio il re in D7 e su questa facciamo questa. E mi sembra che la posizione tenga molto bene. Giusto, ragazzi? Ditemi se, se siete con me. Cavallo a 5, l'unico. Certo.
Siamo pari, ragazzi, siamo pari coi pezzi. Cavallo a 5, dai, non c'è proprio da pensarci. Torre B2. Ok, e ci piace molto. E dato che ci piace molto, visto che ci piace così tanto, questo cavalluccio lì, se c'è questa e questa, oppure questa e questa, quindi se abbiamo una torre qui, secondo me bisogna sostenere B6. Bisogna sostenere B6, però su B5 c'è questa, che è parecchio brutta, La Rocco non penso, ragazzi, perché stiamo andando in un finale e nel finale il re deve essere al centro. Tanto se devi mettere in comunicazione le torri, basta e avanza un re di 7 che almeno controlla anche gli ingressi sulla settima traversa. Quindi andare a mettere il re nell'angolino, adesso che il re è un pezzo a tutti gli effetti, è un grave errore. Il problema è questa manovra di cavallo, ragazzi, che non si può fermare. L'unico modo per fermarla è far trovare un pedone qui, bisogna capire come sorreggere il pedone qui. Se giocassimo questa, questa e questa, blocchiamo qui, dopo questa, e poi c'è questa, con minaccia su questo, e a questo punto c'è questa torre. Beh, così devo dire che la posizione regge mica male, Con questa variante qua regge. Alfiere, tu dando stavi eri qua. Quindi ragazzi, se per voi va bene, secondo me torre di 6 serve a evitare che il cavallo arrivi qui sostenendo B6. Chiaro, può andare in E4, però qui non ci fa più paura. Quindi se vi va bene, torre di 6 e dopo questa non la può ancora giocare, giusto? Dopo questa B6. Ditemi se vi piace torre di 6.
Qualcuno dice torre C8 per cambiare, ma torre C8 purtroppo non riesce a fermare il cavallo lì. Qualcuno dice analizza torre B8. Torre B8? Il problema, ragazzi, non è nelle torri, il problema è questa. Torre C8, torre C8, così, 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 doppio attacco qui, l'altro cavallo qui. Così ci può andare lo stesso. Ci può andare lo stesso. È un casino, è un casino, è un casino. È un casino, ci può andare lo stesso. Tu eri qua e tu eri qua. Era così. E la torre è qui. Secondo me è torre di 6. Vai, torre di 6. Qualcuno dice cavallo di 7. Fatemi controllare prima che faccio la cavolata del secolo. Cavallo di 7 per impedire questa. Ok, cavallo di 7 per impedire questa. Ok. Ok, 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 ok. Sì, 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 sì. Mi avete convinto. Mi avete convinto. Quindi abbiamo detto torre B8, torre C8 invece, torre C8, cavallo D3, questa. In realtà sì, torre C8 è meglio perché finché questo cavallo protegge questo pedone, abbiamo la torre su colonna aperta, è molto meglio. Anzi, torre C8 è ancora meglio. Torre C8 è ancora meglio. Torre C8. Questo cavallo è qua. Torre C8, cavallo di 3, cavallo di 7. Torre C8, ragazzi. Torre C8 è la definitiva. Basta, vado. Vado. Torre C8. Bam. Torre A2, mossa abbastanza inutile. Mamma mia, ragazzi, mi sto squagliando su questa sedia, mi sto squagliando. Mamma mia, che caldo. Caldo improponibile che fa oggi. Dai, stiamo giocando bene, ragazzi. Stiamo giocando bene. E adesso bisogna giocare ancora meglio. Allora, c'è un bellissimo avamposto per il cavallo, però il cavallo adesso difende la casa B7, non dimentichiamocelo mai, eh. Il cavallo credo che per ora stia bene lì, anche perché da qui si minaccia questo pedone. Oddio, creiamo un pedone passato. Creiamo un pedone passato. Supponiamo una roba di questo tipo. Una roba di questo tipo, per esempio. È cattivo anche da C4 il cavallo. È cattivo anche da C4. Non so se è il caso di giocare subito però Re di 7. Perché le due torri non sono ancora in comunicazione. E quindi insomma le farei comunicare, ecco. Ditemi voi, datemi qualche idea, ragazzi. Torre C3 state dicendo, così aggressivi, ma siete così aggressivi, ragazzi? Siete così cattivi? Torre C3, cavallo in E2. Mm.
Sì, anche se questo cavallo in E2 in effetti non è che abbia molti sbocchi. Anzi, non ne ha per niente. Però... Ah, giusto, giusto, giusto. Re di 7 blocca questa. Re 7 è meglio, esatto, Re 7. Re 7, Re 7, ragazzi, Re 7. Me lo state dicendo tutti, quindi Re 7. Re 7. Re e 7. Re e 7. Cavallo in D3, ok, per andare appunto nella casa C5, come dicevamo, e adesso cavallo D2, abbiamo detto, no? Oddio, no, oddio un corno, cavallo di 7. Cavallo di 7, così sia che va qui, cambiamo, e buonanotte, giusto? Cavallo di 7, ragazzi? Siete d'accordo? Cavallo in E7, in D7, sì, l'unica. Ok. Torre B1, minacciando quel pedone che però è assolutamente al sicuro, almeno sembra, no? Non ci sono cose strane. Cavallo, pedone. Adesso ragazzi potremmo addirittura raddoppiare le torri su colonna C e fare pressione, cioè lui non deve fare spinte liberatorie o cose varie, la sua debolezza ora è questo punto C2, se riusciamo a giocare torre C3 seguita dal raddoppio di torre, secondo me stiamo veramente messi bene. C'è un alfiere fuori gioco, secondo me non è male. B5 no ragazzi, B5 c'è sempre questo, non si può giocare. Torre, io raddoppierei le torri, o torre C7, bella tranquilla, oppure torre C3, credo che non cambi praticamente nulla. Anzi, è anche più aggressiva. Raddoppio ragazzi? Raddoppio di torri? Torre C3, torre C3. Ma il problema di B6 ragazzi, togli la casa per il cavallo, ma permetti alle torri di essere potenti su B6. E ora, questo pedone è controllato dal cavallo, ma dopo che il cavallo se n'è andato, no, non mi piace B6. Io rimarrei abbastanza mobile, più possibile. Finché questo cavallo protegge qui, problemi proprio non ce ne abbiamo. Federico, magari, magari. Ok, sì, torre C3 direi. Torre C3 o torre C7, insomma, qualsiasi parte.
Dai, si raddoppia, si raddoppia. Torre C3, vediamo se ci sono controindicazioni contro questa mossa. Si fa pressione su questo pedone. E adesso... E adesso sono cacchi tuoi, basta, computer bellissimo, bravissimo. Qualcuno mi dice che su questa spinge questa. Fatemi pensare. Su questa spinge questa? Vabbè, si cambia proprio. Questa è forte. E 4 non è male. E 4 non è male. Ops, ho spostato l'inquadratura. Ho spostato l'inquadratura, aiuto. Vediamo se così è buona. Così, così. Ok. Ah, torre C4 impedisce questa. Torre C4. Torre C4. Torre C4. E su queste robe qui... 11 re di 6. Ah, è brutta, è brutta, è brutta, è brutta, è brutta. Questa spinta ammetto che è brutta. Ammetto che è brutta, ragazzi. Mamma mia se è brutta. Mamma mia se è brutta. Mi sto squagliando su questa sedia. Che si muove? Che si muove, ragazzi? Se no torre C7, ragazzi. Torre C7 è la più giusta. Anche a seguito di queste robe qui, il pedone B7 è controllato 2 volte. Torre C7 ha giudicato. Basta. Torre C7. Oh, l'ha fatta il maledetto, l'ha fatta, e dopo questa attacco su quel punto, attacco alla Casa Bianca, raddoppio di torri, e ci cambiamo i pedoni, mi sa. Ma se io poi giocassi questa, per esempio, così, per dire, se giocassi questa, così, carina, no? Oddio, non lo so se è carina. Non lo so se è carina. Tu eri qua.
parte che è così la posizione, è così. Re di 6, re di 6. Ragazzi, vi ricordate perché il cavallo l'avevamo messo in D7? Per proteggere l'entrata di cavallo. Se giochiamo cavallo F6, il cavallo entra qui e buonanotte, la partita è finita. Re di 6. Re di 6 mi sembra che tenga la posizione. Re di 6, ragazzi. Re di 6, siamo tutti tranquilli. Cavallo C4. Cavallo C4. Re di 6, pedone 5. Chi è il genio che ha consigliato pedone 5? Cattura, cattura. No, così la si perde. Se apriamo quell'alfiere lì è la fine. Re di 6. Re di 6, re di 6. Re di 6, re di 6. Giocata, giocata. Ha catturato e ora catturiamo di pedone. C'è da dire che ora c'è questo, c'è da dire che ora c'è questo pedone qui che è debole. Vabbè, a quel punto cavallo F6, giocata, torre in E1, ok, ok. Ragazzi, qui ci vorrebbe un'altra ora e mezza solo per finire il finale. Solo per fare questo finale fatto bene, un'altra ora e mezza. Ma siccome io fra poco ho un impegno, non pensavo di metterci così tanto, magari questa arbitrariamente la facciamo finire in parità. Tra l'altro qualcuno, vabbè, se qualcuno analizzava questa posizione tramite un computer e mi diceva come la valutava, che speranze c'erano per noi di pareggiare il gioco, se siamo... Non lo so come il computer valuta, perché onestamente io penso che non siamo messi male. Sì, abbiamo una torre che non gioca, però non penso siamo messi troppo male. Penso che sia una posizione abbastanza di pareggio. Certo, se giochiamo correttamente la patta ce la portiamo a casa. La vittoria non lo so, perché in un finale contro un computer non lo so.
Secondo l'ICES siamo in vantaggio. Luca dice sei un po' in svantaggio. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio. Wow. L'ICES tra l'altro usa proprio Stockfish, quindi buona. Buona, raga. Oh, contro 2002, contro un computer 2002 non è male, eh? Non è male, ragazzi. 0,97 di vantaggio, successo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che animali. Siamo stati veramente fortissimi. Qui veramente è uno di quei finali che perfetta parità secondo l'ICES. Questa è una di quelle partite dove i finali sono lunghissime. Sono lunghissime. E faccio uno screenshot della posizione. La prossima volta, questo screenshot me lo condivido subito prima che si perde. La prossima volta poi faccio partire da qui. Io penso che si possa fare una partita che poi parte direttamente da qui e vediamo un po' come continuare, così ci giochiamo un bel finalone quando saremo più concentrati, perché adesso non so voi ragazzi, ma io sono spolpato, non ce la faccio più. Quindi niente ragazzi, vi ringrazio della compagnia. Domani purtroppo non ci sono tutto il giorno e probabilmente settimana prossima, dai. Grazie ragazzi, ci vediamo presto e siete stati veramente grandi. Per news iscrivetevi alla newsletter di Mattoscacco. Lo trovate su mattoscacco.com, così quando ci sono queste cose, insomma, ricevete un'email con tutte queste cose qui. Va bene ragazzi, a presto, ciao a tutti, ciao.